vi devo raccontare delle voci o di una voce. E per farlo inizio con questo rumore qua. Ma c'è stata una voce che ha seminato note d'oro nella Sardegna. E quindi di che cosa si parla? Scusate l'incespicata. Si parla di una delle voci più belle in assoluto. Tra le voci più belle in assoluto nel territorio sardo, che ha fatto conoscere la Sardegna e le sue tradizioni vocali, insieme ad un gruppo storico. Si parla di uno dei vocalist più caratteristici della Sardegna e per l'appunto oggi parliamo dell'indimenticabile, intramontabile, eterno Andrea Parodi. Mai nella storia della Sardegna c'è stata una voce come quella di Andrea Parodi, riconoscibilissima, caratteristica e poliedrica. E infatti sì, perché Andrea Parodi ha girato tantissimi generi, ma per parlarne meglio andremo direttamente su una scheda tecnica particolareggiata, proprio sull'operato e sulla vita di questa figura indimenticabile della Sardegna. Nasce il 18 luglio del 1955 a Porto Torres, da padre ligure e madre sarda, e vive a Savona, per la precisione, nel quartiere Fornaci in via Zandonai, fino a 17 anni. Torna a Porto Torres per punizione dopo la partecipazione all'occupazione dell'istituto nautico che frequentava. Finisce gli studi proprio a Porto Torres e diventa docente di navigazione e astronomia nautica per 5 anni, proprio a Porto Torres. E lì decide di restare in Sardegna. Hai capito il Parodi? Hai capito Andrea Parodi che cosa ha fatto quando aveva 17 anni? Nel 1977 fonda I Sole Nero, chiamati poi dal 1982 Coro degli Angeli, e collaborano per 3 album con Gianni Morandi, ovviamente anche con Maria Carta qui presente, ma nel 1988 Gigi Camedda, Gino Marielli e proprio il nostro Parodi decidono di fare il salto e da coristi diventano finalmente il gruppo più riconosciuto tra tutti, i Tazenda. I Tazenda collaborano con molte persone, vincono il programma Gran Premio su Rai 1 e collaborano infatti con Fabrizio De André alla stesura dell'album Le Nuvole. Nel 91 vincono il Cantagiro con Paola Tucci ed Enzo Dadaeli, ma vanno per 2 volte a Sanremo, cantando con Pierangelo Bertoli Spunta la luna dal monte e nel 92 con Pizzino senza guerra, arrivando ottavi. Proprio per Pizzino senza guerra Fabrizio De André ha voluto rendergli il favore. Tra i tanti album dei Tazenda, Murales, che è il mio preferito, è quello che li consacra veramente al successo. Uno degli album più incredibili dove mescolano suoni che non si sono mai sentiti. Le Launeddas mescolate al rock erano un qualcosa all'epoca di impensabile. Eppure i Tazenda, con questi tratti distintivi e il logudorese cantato, hanno creato un qualcosa di incredibile. L'etno pop o l'etno rock, dipende dai gusti. Andrea Parodi però si esercita anche nella regia e nella produzione di artisti sardi. Tra questi citiamo Marino Rosas. Nel 1997 decide di lasciare i Tazenda per intraprendere la carriera da solista. Vuole qualcosa di molto di più. Lui vuole lasciare la sua voce libera e gira infatti per molti festival mondiali e pubblica un album che però non ha molto successo, Acabada.
Ma a parte questo, Andrea Parodi non si ferma. Proprio negli ultimi anni della sua vita sono stati più vivaci in fatto di collaborazioni. Con Aldi Meola prima e Noah crea lo spettacolo Armentos e il disco The Summer Nights in Sardegna. Duetta con Anna Oxa il 24 novembre 2001 nella trasmissione Torno Sabato e successivamente il 20 luglio 2005 canta in un tributo a Fabrizio D'André Hotel Supramonte. Ma si sa che le pecore ritornano all'ovile. E diciamo così, può sembrare quasi una cosa incredibile, perché con Itazenda per 2 date ritornano insieme. 4 giugno a Porto Torres e poi alla Maddalena. Il primo presenziano 20.000 persone e il secondo 15.000 posti. Un vero e proprio tripudio di ricordi. Andrea è contento perché con Elena Ledda ha fatto un lavoro incredibile. Rosa Resolza. Lui tira fuori tutto quello che ha, tutto quello che possiede, perché all'inizio del 2006 scopre di avere un brutto male. Rosa Resolza, infatti, è l'ultimo lavoro di Andrea Parodi. Proprio all'inizio del 2006, un cancro all'esofago lo porta senza tanti riguardi a ritirarsi per un po'. Le cure lo sfiancano. Decide di combattere e di fare un ultimo concerto, il 4 giugno del 2006 a Porto Torres e poi il 22 settembre del 2006 sempre a Cagliari. Andrea Parodi ci lascia il 17 ottobre di quell'anno stesso, all'età di solo 51 anni. Ma la sua eredità e il riconoscimento che ha avuto dalla parte della Sardegna continua a essere presente nel Parco Andrea Parodi a Quarto Sant'Elena e nel Parco Andrea Parodi a Nurvì, e poi tanti riconoscimenti, premi intitolati proprio a lui. Andrea Parodi ha lasciato un segno indelebile nella Sardegna della sua voce d'oro. Siamo giunti alla fine di questo racconto, ma di lui abbiamo un repertorio sterminato su cui possiamo andarlo a rimettere in vita, e quindi dobbiamo solo riascoltare la sua voce che riecheggia nel vento. Grazie Andrea, ovunque tu sia, noi ti ricordiamo sempre e per sempre. Racconteremo le tue gesta.